Ecco gli Scomed con il numero 49 che cerca l'apertura del gioco, che devia sul 33. Attenzione, 44 davanti porta, tenta il tiro al primo colpo, non siamo riusciti. Adesso di nuovo il 37 che col 38 fanno uno scambio del gioco, apertura del 38 sul 49. C'è un errore sullo scambio dei passaggi dei dischi. C'è un gioco al momento abbastanza d'attesa, si muove qualche cosa a tiro alto, parte il 90 del Genzano che tenta di salire sulla balaustra di lato, ricontrollano il pack gli Scomed che si portano davanti, e il 44 degli Scomed che porta in vantaggio la propria squadra con un primo tiro alto all'ingrosso dei pali. Siamo così partiti a 1 minuto e 30 secondi. Abbiamo Scomed 1, Genzano 0. Riparte il numero 49 che si porta e cerca l'assist con il 56 che non aggancia il disco. Perdono un'occasione per un altro gol propizio. Si combatte al centrocampo per la conquista del pack. Il 49 cerca di disimpegnarsi ma viene spinto in balaustra. Abbiamo una concentrazione in balaustra. Il 39 si disimpegna ma il pack finisce al Genzano che cresce. Il 39 che riconquista il disco, 49 scusate degli Scomed, viene contrastato dal 90 del Genzano. Comunque il pack rimane nelle mani degli Scomed che si portano dietro porta per il 56. Si porta, sbaglia però purtroppo il passaggio vicino porta, di modo che a questo punto il disco passa al Genzano che con il 23 si porta verso la metà campo degli Scomed. Apertura del 38 sul 39, 39-56 in fondo in balaustra dalla parte del Genzano che stanno cercando gioco. Il passaggio non riesce da parte del 39, conquista il pack il 10 del Genzano che cerca di combattere per la conquista del pack. Mantiene il disco, sbaglia il 56, prende l'aggancio ma purtroppo non riesce a effettuare il tiro davanti a porta. In compenso abbiamo una risalita profonda dell'85 del Genzano che fa un tiro lungo, l'89 scusate, un tiro lungo laterale abbastanza interessante. Trova il portiere del Bonporto pronto a ricevere e a difendere lo spazio porta. Andiamo all'ingaggio di nuovo. Vediamo un pochettino di balaustra. 56 con 44 perdono il controllo del pack. Si rilancia in profondità ma il disco è troppo lungo, lo viene a controllare l'89. Abbiamo il Genzano che per il momento controlla il pack. Mi aggiungo la telecronaca, eccoci qua. Abbiamo Francesco che si è aggiunto in telecronaca, quindi abbiamo anche il parere terzo in esterno. Siamo in progressione
E abbiamo un ottimo gol del 56. Ottimo gol 56. Bellissimo. Questo è il mio piccolo. Time out per Castelli Romani. Castelli Romani che sono venuti fra l'altro da Roma fino a qui. Credo proprio di sì, cioè, perché ti dico, noi Genzano non riuscivamo a collocarla, poi fortunatamente la maglia ci ha aiutato. Castelli Genzano Romani. Io non so esattamente dove sia. Esatto, Però... non l'ho fatto in tempo a guardarci, ma Castelli Romani. No, io ci sono andato a giocare contro i Castelli Romani in Serie I, ancora nel 2019. Però. E sono sempre là verso il centro Italia, sicuramente. Forse eravate andati a Civitavecchia? Sì, abbiamo fatto il giro di Mammut. Ok, Roma proprio. Mammut, poi Civitavecchia e Castelli Romani. Ma i Castelli Romani ci abbiamo giocato contro nel campo del Civitavecchia. Sì, noi una realtà che non conosciamo, incontriamo oggi per la prima volta. Ma io li ho incontrati in Serie B adesso. Giovani non li ho mai visti, non l'ho mai. Sì. Tranne il Civitavecchia della Under 14 che l'ho vista l'anno scorso. Tanto ripartiamo. Buonporto che ha la meglio in questo primi minuti di gioco. Grande controllo da parte dei Castelli Romani. Il tiro dalla distanza, il rimbalzo non riesce. Disco era libero, ma l'arbitro decide di fischiare lo stesso. Ottima decisione. Abbiamo lo stesso arbitro della partita precedente. Speriamo non sia troppo stanco da sbagliare in questa partita. Non c'erano mani alzate dagli arbitri, quindi il cambio è regolare. Vedo le tifoserie molto agguerrite, dotate di strumenti solitamente da stadio, trombe, trombette, percussioni. Assolutamente. Soprattutto il Buonporto che ho visto anche settimana scorsa molto fornito. Attenzione, potrebbe arrivare il tiro, tira il giocatore del Buonporto, arriva il rete. Ha 44. Fatto tutto da sola. 44. Numero 44, che ragazza fenomenale. Non so se conosci i nomi. No. Allora tira il Castelli Romani. Riprende il Buonporto. Sì, la 44 è l'Angelica Cipriano. Da ricordare. Sì. I Cipriano da noi hanno una buona tradizione, c'è un'altra presenza addirittura in nazionale. Cambio per il Buonporto intanto.
Masek ha voluto collocare arbitri molto giovani in queste finali, lasciando gli arbitri più anziani con più esperienza a categorie superiori. Ricordo che c'è ancora la Serie B che gioca in questi weekend. E intanto noi stiamo vedendo anche una grandissima partita con varie ripartenze da parte dei Castelli Romani che non trovano mai il gol, ma un Bonporti invece che continua a combattere con il disco al capitano numero 49. E adesso fallo da parte dei Castelli Romani. Non è gol perché, ricordo, mano alzata, il portiere può uscire senza rischiare di prendere gol. Alla Angelo Greco, questo è il regolamento e non questa è la legge. Sì, insomma, allora ricordo al momento, giusto per chi si è collegato da poco o ha notato questo parapiglia molto poco chiaro, a essere sinceri, molto poco chiaro, decisione arbitrale, tavolo tecnico che come avrete notato tutti dalle riprese vedeva un portiere in uscita perché il regolamento lo prevedeva, l'assegnazione di un gol che si era dato dentro ma col portiere in uscita, quindi siamo davanti a un misunderstand arbitrario un po' discutibile, ma insomma io non sono così tecnico da supportarlo, quindi ora ha segnato il gol per i Castelli Romani, non per gol dei Castelli Romani ma per autogol. accidenti, autogol era un pezzo che non ne vedevo. Purtroppo in una delle situazioni peggiori, perché è anche, diciamo, non voluto, giustamente, però di solito gli autogol arrivano in delle azioni dove si cerca di deviare il disco dalla porta e in questo caso invece è entrato proprio in un caso particolare. Molto sì, sono rari, ma succedono, e diciamo speriamo non succedano più. Beh, intanto siamo ancora intanto in così rendiamo effervescente la situazione. La penalità rimane, quindi abbiamo ancora possibilità di rifarci. Bella l'idea. Nel 4-3 a rombo, ricordo, per chi non lo sapesse, si cercano i passaggi orizzontali. Intanto Castelli Romani che prova, è arrivato tutto da solo in un'inferiorità numerica incredibile. Dicevo,
a rombo la formazione del Buonporto, cercherà sicuramente il passaggio orizzontale tra il numero 44 e il suo opposto dall'altra parte del campo. Un po' lunghetto questo passaggio. L'allenatore vuole il tiro e così è. In tutto 44 su. Sì, sul 39 cercava l'assist. Abbiamo sempre l'89 che intercetti i dischi e si porta ovviamente al centro, viene parato. Ha cercato di scartare il portiere ma non ci è riuscito. Si combatte per il disco. L'arbitro fischia. Si fa anche fatica a fare telecronaca con tutta questa... Una clac importante. Incredibile la tifoseria di entrambe le squadre. Siamo a 8 minuti dall'inizio del primo tempo. Ricordo che le squadre in campo sono il Skopje Buonporto Modena e il Genzano, Castelli Romani e Lazio. Intanto rientrano in 4. Finito il penalty per il Castelli. Allora possono tornare a pressare. Ci riescono quasi. Bel flip, purtroppo la ricezione non tra le migliori. Buonporto vuole organizzare, vuole chiedere il cambio, ma i giocatori rimangono fermi. Ecco, finalmente adesso arriva il cambio, ma arriva anche il pressing. Castelli Romani 2 contro 1 che va a scomparire. Ora riparte il numero 44, abbiamo visto prima, gol incredibile. Non vogliono rischiare. Vuole tirare, non ce la fa, disco carambola. Disco carambola, sì, decisamente, continua a rimanere. O come si dice da noi in questi casi, più nel tiro, sfarfalla. Bel tiro, bello, pulito, bello. bellissimo. Torna avanti porta, ma lo riprende Castelli Romani. Oh. Attenzione, riparte Castelli Romani con il numero... Tira il numero 16. 19, chiedo scusa. Vuole il passaggio per il numero 3, ma non lo trova e quindi torna indietro al numero 10. 88 sulla balaustra, lo passa agli avversari, il numero 56 del Buonporto che vuole organizzare. Buon controllo a testa alta, il numero 44 fa da sola. Riprende il Castelli Romani che riparte di nuovo il 19. Due giocatori che hanno fatto 2 ripartenze in 1 minuto. 88 voleva provare un chip ma non riesce. Chip passaggio in balaustra avanti. Abbiamo visto fare spesso dall'Asiago nella partita precedente. Ora Castelli Romani prende il possesso del disco, Colombo. Passaggio di nuovo dietro porta al sicuro. Un'altra ripartenza. Vediamo se vuole organizzare. Passaggio per Colombo di nuovo. Torna indietro, non riesce.
Il disco viene recuperato da Bomporto, che vuole provare ad andare su, ma viene comunque fermato e ritorna di nuovo al Bomporto con il 49 che la butta in mezzo. Il portiere la blocca, l'arbitro decide di fermare. Sì, c'era il 52 pronto, ma insomma non è riuscito a inserirsi. Il 52 era pronto, ma purtroppo l'abbiamo visto un po' distratto nei primi, in quell'attimo, quel millesimo di secondo, e purtroppo contano in questo sport. Esatto. Ora di nuovo il tiro da parte del Bomporto e ci riprova, ma non ci riesce il numero 39, allora torna indietro, viene intercettato dal 19 che fa un'ennesima ripartenza e viene di nuovo bloccato per l'ennesima volta, appunto. Numero 5 prova il tiro dopo un intercetto. Riparte il Bomporto. Parata fisica del 49 che è crollato davanti alla porta. Attenzione col numero 39 che disimpegno, bravo. Vuole provare, passa al numero 49 in mezzo, 49. Non trova. Grande controllo da terra, bellissimo. 53 che ora sicuramente passarla in mezzo, ci prova infatti ma non riesce. 19 che ha la ripartenza libera, prova il tiro, non entra. Parata. E abbiamo tifoseria accesa dei giallo neri. Il 44 di nuovo ha cercato ma viene bloccato. Ripartiamo con i Castelli Romani, l'89 che prova il tiro fuori. 38 combatte per il disco Bomporto con il numero di nuovo il 44 in angolo. C'è solo una a pressare, viene in soccorso anche il compagno. E diventa una delle classiche situazioni di categorie inferiori più basse degli under 12-14 dove molti giocatori si chiudono in una zona sola lasciando scoperto la maggior parte del campo. Ora ripartenza con i Castelli Romani, il passaggio al numero 15. Dietro porta per Colombo, il numero 4. A quanto pare l'unico col nome scritto sulla maglia dietro. Il tiro da parte del numero 44 del Bomporto, sempre lei. Sempre lei. Mi ricorda un giocatore, mi ricorda una ragazza che giocava sempre in Serie B quando ho giocato nel 2019, molto brava. Non ricordo il nome, anche lei vicino a Bomporto, giocava con il Modena. La Cipriano. Sicuramente. Che sì, che è più grande, che è sua sorella. È la sorella, Io ecco. credo che sì, che c'era anche un po' di somiglianza, sì, infatti, sì. E la bravura c'è come la sorella. Non so più, non l'ho più io vista. credo che sia lei, sì, adesso mi sfugge il nome della sorella. Sì. Quando si dice il mondo è piccolo. Giocare contro la sorella maggiore e poi ritrovarsi a fare telecronaca con la sorella minore. Vabbè, ma insomma.
D'altronde beh, insomma, questo poi è un mondo che basta che ti fai un anno o due nel circuito che ti impari a conoscere tutti, perché bene o male. Certo. Come il telecronista della partita precedente, Sesana Hector, che conosceva tutti i suoi coetanei della squadra di Civitavecchia Asiago. Ora un attimo di stallo tra le due squadre che continuano a ribattere per il disco. Un tiro davanti porta, il gol! Bel tiro. Bel tiro. Ravvicinato, molto preciso. Vediamo il time out chiamato. Devo dire una buona coordinazione, un buon controllo. Time out chiamato dagli Scomed. Siamo a 15 minuti e 30 dall'inizio del primo tempo, a 4 minuti e 31 dalla fine. Ricordiamo i punteggi: Scomed 3, Castelli 2. Il tabellone non è ancora apparso, ma arriverà. Scomed ancora in vantaggio. Vedremo cosa riesce a fare negli ultimi 4 minuti di partita, se riuscirà Scomed Monporto ad aumentare il vantaggio o i Castelli Romani a recuperare il più possibile. Rieccoci pronti per la ripresa dopo il time out. Vedremo cosa è cambiato dopo questa breve interruzione. Vediamo il numero 10 dei Castelli, pressato moltissimo dal Monporto. Romagnoli o Emiliano? Noi emiliani. Il modo sei ancora in Emilia. Fino a Bologna sei in Emilia. Ok. Quindi la Romagna parte da? La Romagna parte in teoria da Imola Forlì. Quindi Rimini è liscio. passaggio avanti porta, il tiro, bellissima occasione. Mi scuso per l'interruzione della telecronaca temporanea. Ritornati giusto in tempo per il gol, per il tiro. Cambio. Mano alzata, non si può più cambiare, si riparte. Tiro, no look, non riesce. Disco rimane nella zona. Castelli Romani, numero 3. E Castelli Romani combatte per il disco, ma lo riprende il Monporto. Numero 19 dei Castelli Romani, che per la stazza riesce a superare
una stazza notevole per un under 14. Esatto. Potrebbe benissimo avere la mia stessa altezza. Categorie dove il fisico conta tanto. Nel suo caso, visto che la squadra si chiama anche Panda, lui è un panda gigante. Sai che ci sono le due razze. Esatto, è il panda ci sono le due taglie. Attenzione, il tiro e la parata. Adesso un tempo che sta per giungere al termine, mancano 2 minuti e dato che si parla di animali direi che il toro per ora prevale sul panda. Un toro o un bue? Un toro. Non è un toro. Un toro. Il passaggio, ma non riesce. Deve riuscire a sbrigarsi per riportare il margine a -1. Il tiro a parte il buon porto che non riesce. Castelli Romani un 2 contro 0. Quasi 2 contro 0 oserei dire. Sì, molto rischioso. Qua poteva benissimo scartare. 89 dei Castelli Romani che vuole sicuramente andare al tiro. Ci prova il rimbalzo e riparte col numero 18 il buon porto che può perdere un po' di tempo, ma non vuole. Si va 1 contro 0 e la para. Un rigore vinto dai Castelli Romani. Il piccolo panda non glielo permette. Sì, decisamente in questi ultimi minuti il Genzano si è riorganizzato a un gioco più organico e invece un attimo il Bonporto è un attimo sottotono, mi sembra, un po' dispersivo. Sottotono ma con ripartenze molto pericolose. Siamo a 34 secondi dalla fine del primo tempo. Eccoci con il contrasto in centrocampo, vuole arrivare fino al cerchio di ingaggio e torna indietro al numero 56. Mancano 10 secondi circa alla fine del primo tempo e passaggio, mancano pochi secondi, arriva quasi il tirare per finire in bellezza e invece nulla di fatto. Finisce così. Finisce così, dai. Direi contento il nostro collaboratore telecronista che sta vincendo la sua squadra del cuore. 3-2 per il Bonporto. Ci vediamo tra 5 minuti, dai. A 5 minuti.
Eccoci di nuovo qui dal pattinodromo di Legnaro in quel di Padova per le nazionali italiane, e abbiamo l'Under 14 di nuovo in campo in questo pomeriggio. Ricordo le squadre che si stanno affrontando, che sono gli Scomed Bonporto Modena con il Genzano Castelli Romani. Riparte il secondo tempo, ricordo il punteggio di 3 per gli Scomed, 2 per i Castelli Romani. Un po' staccati. Vediamo come sta. Abbiamo staccato il jack però dell'audio di questo. Eccoci, siamo di nuovo in linea. Qui c'è il groviglio dei cavi. Comunque, eccoci qui. Rilancio con possesso disco degli Scomed che ripartono. I famosi cambio campo. Sì, no, adesso siamo in linea, Basta non si stacchi quel cannon lì. A fondo degli Scomed verso la porta del Genzano, tiro da fuori del 39. Abbastanza centrale, è basso, non incontra la porta del Genzano, non preoccupa più di tanto. Contropiede del Genzano, intercettato dal 39 degli Scomed, che su assist del 44 tenta il tiro verso il portiere, ma il portiere intuisce la direzione e il 44 non riesce a fare la porta. Vedremo se il numero 44 riuscirà a reggere fino alla fine. Un po' addolorante esce. Ho provata. Più addolorante credo. Tiro altissimo al 49. Deviato anche. La ripresa dei Castelli Romani che riprova con un passaggio a centrocampo. Si arriva fino alla porta, passaggio in mezzo, recuperato di nuovo dai Castelli Romani. Che organizza, va dietro la propria porta. Vuole fare un'uscita. Un'uscita con 2 tasche normali, classica. Ora incrocio. Un'altra uscita normale, dove però è l'ultimo uomo a uscire. Molto insolito e rischioso come azione, che poi viene contrastato e poi ripreso, e poi il tiro bellissimo. Riprende il Bonporto con la ripartenza e non riesce. Di nuovo lui, di nuovo il 39, va al tiro ma il portiere non ne vuole sapere. Queste finali nazionali in generale, oltre a questa partita, direi che stiamo vedendo tante ripartenze, tanti contropiedi. L'Asiago Under 12 la scorsa settimana ha fatto molto più gioco, molto più schemi. Queste settimane invece vediamo tanti tiri, tante ripartenze. Solitarie come questa azione quasi, che ha cercato il passaggio dopo tanto che non si vedeva uno. Un'altra ripartenza da solo e deve tornare indietro. Ci prova ancora da solo. Cerca finalmente il passaggio ma non riesce. Altra ripartenza in contropiede. Altro passaggio antiporta non riuscito. Ormai la partita è tutta così. Sì, decisamente. Un'altra ripartenza infatti. Tiri anche da distante nella scorsa partita come questo. Si ha tanta fretta di cercare il gol.
Di nuovo davanti porta, deviazione e il portiere la chiude. C'è l'idea delle uscite, ci sono gli schemi in mente ma non si riescono a realizzare. Buonporto che va con un'uscita un po' strana, però arriva anche al tiro e non ce la fa. Altra ripartenza, Fasulla vuole tornare dietro porta, si sistema, cerca il compagno, va su da solo. Viene preso il disco da Castelli Romanica, il tiro libero, il gol nell'angolino, recupera lo svantaggio. Bel gol dell'89, sì, decisamente. È una lotta di contropiedi ormai. A questo punto, se si continua di questo passo, non si saprà mai, non si possono fare pronostici. Sì, diventa difficile veramente. Oltre alle squadre equilibrate. Già così è difficile. Se giocano solo di ripartenze è ancora più difficile capire come potrebbe essere. Sì, anche un po' con tutti questi minuti di gioco davanti, abbiamo 16 minuti ancora quasi. C'è ancora tanto da giocare. Vediamo se gli allenatori prenderanno un po' in mano gli schemi. Ma d'altronde è l'Under 14, quindi ci sta anche che non ci sia grande conoscenza. Sì, non c'è. Attenzione, arriva col tiro, il passaggio e il tiro mancato. Davanti porta lo riprende Scomet. Il tiro non va. Scometino che riprende il disco. 3 contro 2. Il passaggio, il tiro e niente. Era una buona occasione. Era una buona occasione, sì. Vediamo un po'. Il 3 contro 2 è sfruttato bene. Purtroppo il gol non è arrivato. Ecco. Il 3 contro 2 era anche strutturato bene. Hanno costruito un buon triangolo. Questi sono gli schemi che vogliamo vedere. Buono. 44 su 53 che tentano l'1-2, non gli viene, ma la posizione era buona. Siamo più o meno alla pari anche di tiri. Sì. 21 e 16. Attenzione con il numero 37 che si riprende. Ormai siamo a 13 minuti dalla fine. Inizia quasi la seconda metà del secondo tempo. Un altro overtime no, per favore, ragazzi. Oggi ne abbiamo già fatti andare a casa 2. prima. No, non è per quello, tanto siamo qui fino a domenica, non è quello. Assolutamente vero. Però non so, a me l'overtime lascia sempre l'amaro in bocca, no? Perché sei troppo legato a quei 5 minuti. Assolutamente. Poi è golden goal, ricordiamolo, overtime. E si gioca in 3 contro 3, quindi molto più spazio in campo. Ma non in questo caso, che lo spazio è ridotto come nell'angolo e si va in angolo. Contrasti duri ma regolari. Il tiro davanti porta che va fuori. Ricordo, contrasti duri e regolari devono essere di spalla contro spalla. In questo caso invece era al limite e infatti arriva il fallo.
come ho detto prima, come infatti stavo dicendo, i falli arrivano quando non è spalla a spalla. Purtroppo non è stato tenuto conto di questo piccolo dettaglio. E si aspetta per un altro time out, dove i giocatori dei Castelli Romani sono già pronti. Si vede che l'arbitro ha già, l'allenatore, scusate, dei Castelli Romani ha già detto tutto. Occasione d'oro, Occasione d'oro, ma ricordo che in campo ci sono giocatori molto forti del Buonporto. Vediamo un 44 che ha fatto tanti contropiedi e adesso ha più spazio. Attenzione alla presa del disco davanti porta che non va, la butta via. Scelta migliore. Il 10 prende il disco, lo controlla, cercherà il passaggio diagonale. Il 44 prende il disco, vediamo se ci sarà un'altra ripartenza. Non c'è, non vuole rischiare in inferiorità numerica. Di nuovo disco al 10 in punta difensiva. Riparte il 44, questa volta decide la ripartenza e non va. Non va neanche il 2 contro 1 dei Castelli Romani. E ora il triangolo difensivo è un po' squilibrato. C'è la possibilità di un passaggio, ma lo sprecano. Allora il portiere dice no. C'è bisogno di un po' più di tranquillità, di calma. Sono 49 secondi per la ripresa. Attenzione, ingaggio. Vinto dal Buonporto. In inferiorità numerica, un grandissimo vantaggio che però viene subito a sfumare. Davanti porta, lo riprende il Buonporto, lancia in fondo al campo. Ora hanno solo 30 secondi per rientrare in campo. E arriva il tiro, ma non va. 20 secondi. Continua il pressing dei Castelli, ovviamente ci riprovano con un tiro laterale. Siamo davanti a porta. Vai. Rientra il quarto uomo, il numero 56, che passa al 39, non trova ovviamente spazio. Ok, si pensava ci fossero dei problemi dalla regia, invece è tutto ok. Tutto risolto. Tiro laterale, 56, parata dal portiere. Siamo a 9 minuti e 25 dalla fine del secondo tempo della partita. Vi ricordo il punteggio: 3 Genzano Castelli Romani, 3 Iscomen Buonporto Modena.
I tiri rimasti invariati mi sembra un po' strano, forse non sono stati più contati. Ora aspettiamo aggiornamenti. Giusta osservazione. Niente passaggi sbagliati e allora i Castelli Romani ne approfittano per ripartire, ma viene di nuovo intercettato un altro disco e si va nel 3 contro 1 che non va. Di nuovo il disco ai Castelli Romani, Buon Porto, ormai mi confondo. Troppe partite di fila, ci si comincia a confondere. Castelli Romani ripartono anche loro, ma non sono abbastanza giocatori in mezzo da poter riuscire a fare qualcosa. Allora tiro dalla distanza che non riesce, disco un po' conteso. Contrasti e allora ripartenza, 1 contro 0, 1 contro 1. Liscio, grande liscissimo. backcheck incredibile dai Castelli Romani, il backcheck del numero 39 che dice di no. Vuole il tiro il numero 89 ed è fuori. Tanti tiri fuori. Mancano 7 minuti e 40. Buona difesa del disco col corpo. Un altro giocatore molto bravo da parte di Buon Porto che difende molto bene il disco. Era riuscito anche a tirare, adesso vediamo col numero 56. Passaggio, uscita che continua, nonostante un contrasto. Non arriva il tiro ed è fallo. Fallo per fallo dei Castelli Romani per stecca alta. E un arbitro oggi un po' confuso, ma giovane, quindi bisogna capire gli errori. Personalmente non ho visto il giocatore, quindi non posso dare una mia opinione. L'unica cosa certa, anche se in teoria in questo tipo di partite, se vuoi far crescere in esperienza uno giovane, dovresti affiancargli almeno uno con esperienza, no? assolutamente. Per bilanciare. Quindi sono certo che le scelte di Masè siano calcolate. Infatti abbiamo un arbitro un po' più esperto che va a parlare con gli allenatori e spiega tutto quello che è successo. Allora si continua in 4 contro 4 e la panca puniti rimane vuota. sbagliato contro 0 il numero 19, colui che doveva ricevere il fallo. Perché alla fine non è stato assegnato. Disco salvato. Buon
Buonporto che non so se ha già chiamato un time out nel secondo tempo, ma che potrebbe sicuramente servire ai giocatori stanchi. C'è il controllo di disco, ma il tiro. Ripartenza per Castelli Romani che lasciano la difesa con 2 giocatori, 1 contro 2. Diventa un 2 contro 2? No, 56 perde il disco, così c'è un po' di poca lucidità. Buono, non fa male e continua. Si dice così almeno nella nostra squadra dove gioco io. Quando arriva un disco addosso non fa male. Si continua a giocare. Serve anche questo nell'hockey, tenacia e disciplina. Andiamo con un controllo del disco da parte dei Castelli Romani e un Buonporto un po' affaticato che però continua a combattere. Si va alla ripartenza, se hai la possibilità, cerca il passaggio, per poco non riesce, allora torna indietro, ottima scelta. Si riparte da dietro la porta, c'è il tempo per un cambio. La ripartenza di nuovo da sola, il numero 44 che scarta un uomo e può andare al tiro. C'era il compagno libero a fianco alla porta. E c'è un altro tiro, forse viene contrastato, quindi niente. Forse anche questo era fallo, se c'era quello di prima. Forse c'era anche questo, ma... Scarta il numero 89, il giocatore del Buonporto, e poi tira fuori. Il numero 19 che cerca il passaggio, non ci riesce. 89 va al tiro e non ce la fa. Ripartono dietro porta. Una mezza uscita con il numero 56 che viene illuso. Ci cerca un'altra ripartenza il numero 39 che riesce a sorpassarne una a fatica ed è fallo per gancio con bastone. Uno dei falli classici di bastone e sono 5. Ora per questo fallo, scusa, erano gli altri? Per questo fallo di gancio di bastone ci sarà una grande opportunità per gli Scomed Buonporto che hanno la possibilità di andare in vantaggio negli ultimi minuti di gioco. Mancano 4 minuti, 3:58. Abbiamo anche uno dei collaboratori dei Castelli Romani che si mette quasi dietro alla porta dei Castelli Romani per riuscire a guardare meglio la partita, a dare indicazioni migliori ai suoi colleghi. Attenzione, tiro dal lato. Questo giocatore prima era riuscito a fare gol da questa angolatura, ma non è tra le migliori. Il portiere ormai ha capito l'errore e si è piazzato bene e ormai da lì non entra più. Bravo portiere. Numero 56 poi per il 44 del Buonporto. Un bel drop dietro porta. E si entra quasi negli ultimi 3 minuti di gioco in questo power play per il Buonporto,
che combatte in Si angolo. aggancia al disco. Arriva il fischio, ma senza fallo. Uomo a terra, sì. Senza fallo, una botta da hockeyista. Una botta da hockeyista, direi. Purtroppo succede. Entra anche il medico. Non sembra essere grave perché si rialza, zoppica un po'. Speriamo si possa riprendere per le prossime partite. E anche per questa partita. In gamba ragazzo. Ora siamo negli ultimi 3 minuti di gioco, 3 minuti e 3 secondi. Si ritorna a sistemarsi a Rombo. Rombo che vuole i passaggi in diagonale come questo, era oppure buono. in orizzontale. Era Uno dei buono, passaggi no. più Perdita rischiosi. del disco. Che dici di questo power play da parte del buon Porto? Ma diciamo che l'intuizione c'era, hanno portato il disco dove serviva, però purtroppo probabilmente ho anticipato troppo il tiro. Un altro passaggio così è difficile ricapiterà. È È uno di quelli che si osserva di più, che si cerca di evitare da parte della difesa. Era l'occasione giusta, però non siamo riusciti. Abbiamo ancora 2 minuti di gioco, 2:10 e Ci riprova, ma 12 anche questo secondi giro non dei viene. Lo schema era rispettato, era fatto bene, ma vuole il tiro. si prova col fuori. tiro lungo di lato. Vediamo che Lo deve tenere ma non riesce. Ora siamo in 4 contro 4. Il 44 si riprova. ne ha troppi addosso. Buono. Però arriva il 39 in soccorso che la può passare al 44. Che non aggancia. Purtroppo. Contrasto in balaustra tra una ragazza con un fisico incredibile e un ragazzo invece con un'altezza Big Panda. non male. Contrasto non male. Ora 1 minuto e 17 alla fine, in parità. Chissà se andremo all'overtime un'altra volta. Un'altra volta. Come abbiamo detto sarebbe già la terza. Terzo overtime di oggi potrebbe essere. Sì, da una parte è sintomatico di squadre abbastanza equilibrate tra di loro, no? Esatto, alla pari. Deviato o parato, non ho capito. O se non altro di partite molto combattute. E da questo punto di vista ne siamo grati, perché allora ci godiamo anche lo spettacolo da casa e soprattutto qui in presenza. Buono il servizio, purtroppo non agganciato dal 44. Sembra grande contrasto del 38, sì. Vediamo se... Il 44 vorrebbe ripartire, ma col passaggio che non va a buon fine. Tiro di slap, grande portiere, che movimento. Allora, si riparte Siamo di nuovo. a 10 secondi Un'altra ormai. ripartenza al numero Vediamo 38, se ce la attenzione, facciamo. di rovescio. Difficile di rovescio riuscire a buttarla dentro. Non impossibile. 4,6 secondi
alla fine dovranno riuscire a tirare subito dall'ingaggio, quindi dovrà vincerlo il Bomporto subito per riuscire a tirare all'istante. Nessuno davanti porta. Il disco invece viene deviato. È finito il tempo regolamentare, quindi si passa all'overtime. Va bene, e ci facciamo il terzo overtime della giornata. Ormai siamo al terzo, è confermato. È confermato terzo overtime della giornata. Su 8 partite che devono ancora concludersi tutte. Con questa chiudiamo la giornata o ne abbiamo un'altra in coda? No, abbiamo ancora partite che ci aspettano. No, domani, ma dico oggi. Oggi ancora. Oggi ancora una, credo, che chiude la giornata, sì. In teoria sì. Ma allora io farei una piccola pausa e lascio un attimo. Lasciamo, sì, ci mettiamo in pausa tutti. Esatto. E rivediamo. Ciao. Eccoci di nuovo qua per l'overtime dal pattinodromo di Legnaro per le nazionali italiane Under 14, che vede in pista in questa partita in questo momento gli Scomed Bomporto Modena e il Genzano Castelli Romani. Vi ricordo che il punteggio che ha visto la chiusura nel secondo tempo è stato di 3-3. Vediamo in questo overtime di 5 minuti che cosa succede ed eventualmente chi smobiliterà e vincerà questo momento. Partiti. L'89 che va incontro, il 19 che va in contropiede, fa un affondo importante immediato verso l'altra partita. Di nuovo il 19 verso la porta e ha vinto. Il Genzano Castelli Romani con una bellissima azione del 19 sbarca al portiere e anche vince il tempo di tornare che ha fatto gol.
Niente, quindi si chiude questa partita con la vittoria del Genzano per 4-3 verso gli Scomet Monporto. Come avevo detto, era impossibile sapere, impossibile prevedere cosa sarebbe successo. Infatti si è arrivati fino all'overtime, dove tutto è possibile. Gli overtime hanno... Prima abbiamo visto, nella partita precedente abbiamo visto un Asiago rimontare 3 gol negli ultimi minuti per arrivare all'overtime e perderla all'overtime per un gol, esatto, contropiede. E purtroppo questo fa parte del gioco e direi anche per fortuna. Bisogna imparare a vincere, imparare a perdere, ma sempre a testa alta.
Date pure